Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi vi parlerò di nuovo dei sigilli perché vedo che ce n'è bisogno di chiarire meglio, o alcune persone mi hanno contattato e non hanno visto le pillole precedenti, oppure proprio non sanno neanche cos'è un sigillo e quindi il vostro Marietto prende l'occasione al balzo per fare subito un video di informazione. Chiaramente prima, come al solito, chiederò, se non vi siete ancora iscritti al canale di Hildegard e Marietto Veneziano, di farlo, e se volete venirci a trovare nei nostri gruppi di Facebook e anche nel canale di Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso di esoterismo Hildegard e il vostro Marietto Veneziano. Bene, iniziamo un po' a parlare di questi sigilli. Di sigilli ce ne sono di vari tipi, no? Vari tipi che possono essere dei disegni fatti su carta pergaminata, su pelle, su legno, o su metallo, di qualsiasi esso sia. Chiaramente una volta i sigilli era materiale solo per gente potente, quindi chiaramente lo facevano su oro o su rame o su un materiale prezioso. Il sigillo può essere anche messo su pietra, ci sono delle bellissime pietre che emanano delle bellissime energie, e quindi anche questo potrebbe essere la possibilità. Generalmente però, per comodità e anche per contenere i prezzi, si fanno su carta pergamenata, ma il sigillo in sé ha la stessa forza, che sia su oro o su carta pergamenata o su legno, ha le stesse qualità. Chiaramente dipende anche sempre dall'operatore magico che lo fa, che lo consacra. Quindi dipende molto dalla consacrazione dell'operatore, se ha le qualità, le competenze e le capacità per, ad esempio, i sigilli planetari, per attirare le energie planetarie nel momento giusto, nell'ora magica, nel giorno corretto. Quindi ci sono tanti sigilli, ci sono i sigilli che attirano i geni, ci sono i sigilli che appunto attirano, come si suol dire, le forze planetarie. Ma come lavorano? Adesso parliamo ad esempio dei sigilli planetari, che sono praticamente quelli che vanno per la maggiore, e Salomone praticamente è stato il precursore, è quello che ha spiegato all'umanità cosa erano questi bellissimi sigilli. E quindi praticamente il sigillo è un planetario, racchiude le forze di un determinato pianeta, forze planetarie che vanno praticamente a essere immessi in questo sigillo, e questo sigillo poi andrà a ricoprire l'aurea o il campo astrale della persona che lo commissiona, perché noi nasciamo sotto degli influssi di forze planetarie, però nella nostra vita queste forze planetarie diventano dinamiche, quindi ci possono essere degli scompensi energetici, ed è per questo che Salomone ha capito questa situazione e ha creato la possibilità di avere dei sigilli planetari. Quindi l'ha tramandato di generazione in generazione ed è arrivato fino a noi, e oggigiorno i bravi operatori magici, i bravi esoteristi riescono a farli. Però bisogna stare attenti, perché bisogna fare anche dei sigilli in modo che, se vengono rubati o vengono rotti, non si paga un debito karmico e quindi devono essere disinnescati. Quindi bisogna attivare sempre delle chiavi di sicurezza in cui, se vengono rubati o vengono rotti, appunto il sigillo non crea un debito karmico verso la persona che lo commissiona. Ogni sigillo, dal momento che viene consacrato, aiuta quella persona per cui è stato fatto. Quindi, se ipotizziamo io faccio, o Hildegard fa un sigillo a una persona, dal momento che viene consacrato, anche se quella persona non ce l'ha in mano, il sigillo incomincia a operare. È praticamente una veste che giorno per giorno entra e lavora nell'aurea o nel corpo astrale, per dirlo in modo semplice. Nella realtà è nell'aurea, perché, come vi ho spiegato in altre pillole, ci sono questi corpi sottili che compongono l'aurea, e quindi il sigillo, in questo caso qui quello planetario, cerca di stabilire e compattare e, in un certo senso, riequilibrare le mancanze del corpo del soggetto che ha acquistato questo sigillo. Quindi ci sono
vari sigilli, ogni sigillo ha le sue prerogative e non tutti i sigilli operano nello stesso modo per ogni persona. Faccio un esempio: se uno ha bisogno di un compagno, di un amore, faccio un esempio, per una persona va bene un determinato sigillo di Venere e magari per un'altra persona, perché ha delle mancanze planetarie in certe direzioni, serve un altro sigillo. Quindi non tutti i sigilli, anche se magari vengono messi in scatolati come in un certo senso prodotti finiti, vanno bene per ogni persona. In altre parole, ogni persona per il proprio bisogno ha un sigillo differente. In fondo le forze planetarie lavorano nello stesso modo sulle persone, non lavorano tutte nello stesso modo, e quindi di conseguenza anche ogni persona ha diritto ad avere un sigillo personalizzato per se stesso. Quindi queste due parole per dirvi questo. Poi c'è anche il caso che ci sono dei sigilli di protezione sempre planetari, che aiutano a difendersi magari da attacchi notturni di parassiti astrali, vampiri astrali o geni, o anche persone che attaccano le persone. Ultimamente sento, o diciamo mi è arrivata voce che appunto alcune persone di notte sentono che il proprio corpo incomincia a avere dei problemi, dei spostamenti di organi, e si svegliano anche alla mattina con dei lividi. Chiaramente prima che sia tardi è sempre consigliabile avere un bel sigillo, o magari portarlo addosso come pendaglio per arginare questi attacchi che, come sapete, lavorano di notte, quando praticamente le persone sono in sonno e quindi ancora molto più deboli e non sono vigili. Quindi ecco, queste due parole per spiegare di nuovo cos'è un sigillo. Ricordatevi che esistono di vari modelli, possono essere di legno, di carta, pergamenata, su stoffa, su qualsiasi prodotto, su pietra, anche su delle bellissime pietre, o su metallo. Nel futuro anche il vostro marietto, oltre che a farli su carta pergamenata, incomincerà anche a farli su metallo, così che le persone possono sempre portarlo al collo. Il prezzo di un sigillo, ve l'ho già detto in altre pillole, parte da 120 euro e viene spedito a casa, chiaramente con raccomandata. Bene cari amici, il vostro marietto ha finito questa piccola pillola molto velocemente. Vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Rigarda del vostro marietto veneziano e di venirci a trovare nei gruppi di Facebook e anche quello di Telegram, e se vi scappa anche un super like è sempre ben accetto. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.